Nel pomeriggio di ieri una visita si è svolta da parte della delegazione diplomatica guidata dall'ambasciatore in Italia Samen Hassan e dal console generale onorario di Palermo Vincenzo Di Tanto nel comune di Agrigento, dopo aver reso omaggio alle salme nella camera mortuaria del cimitero di Pianogatta. Presente il sindaco della città, quindi il ringraziamento per l'accoglienza e la sensibilità mostrata. L'iter dunque di riconoscimento delle 7 salme dei giovanissimi migranti morti a Lampedusa per assideramento è stato completato. Le stesse ritorneranno in patria martedì prossimo per un viaggio che durerà 3 giorni e che li vedrà restituire ai propri familiari. I 7 migranti momentaneamente sono stati accolti nel cimitero di Pianogatta, erano tutti uomini. Il più grande aveva 25 anni. Domenica sera sono stato al porto, non è stato un atto dovuto, non è stato un atto comandato. È vero, sono stato informato da Sua Eccellenza il Prefetto, però il mio primo pensiero è stato, appena saputa la notizia, di provvedere a comprare i fiori per le 3 salme che arrivavano. Poi mi sono precipitato al porto, ho accolto le salme, abbiamo fatto una prima preghiera col Prefetto proprio davanti alle salme appena sbarcate, ho accompagnato il corteo funebre fino al cimitero di Pianogatta e poi lì mi sono fermato qualche minuto a meditare e a pregare per questi poveri 7 ragazzi che hanno perso la vita così in maniera prematura e, come dire, in maniera inaspettata e in maniera anche barbara. Non si deve morire così. Questi sono ragazzi che sono partiti dalle loro case, hanno lasciato la propria famiglia, i propri cari, hanno lasciato i loro affetti, sicuri di trovare una vita migliore. Invece purtroppo la loro vita è stata troncata. Quindi è stato per me un onore soffermarmi sulle bare e pregare per loro. E così anche oggi ho voluto ripregare accanto all'ambasciatore che mi ha onorato della sua presenza e abbiamo pregato. Io ho fatto la mia preghiera cattolica, loro hanno fatto la preghiera musulmana e abbiamo pregato insieme e questo sta a dimostrare, come diceva anche il signor Console, che non esistono limiti, non esistono barriere, non esistono confini né di stati né di religione. Il dolore, la disperazione che questo naufragio ha causato con la morte di queste 7 giovani vite è stato del tutto diverso rispetto alle stesse emozioni causate da altri tragici eventi. Lui è rimasto colpito dalla disperazione dei parenti delle vittime nel momento in cui hanno appreso di questo evento disgraziato e ha sentito la necessità, questa volta, di disporre quanto più possibile il rientro in patria di queste salme. L'ambasciatore, tutta la nostra delegazione consolare e anche il governo del Bangladesh è rimasto particolarmente colpito dalla solidarietà, dal soccorso, dalla disponibilità delle autorità, in particolare del sindaco qui presente, che non si è speso tanto persino per trovare ricovero a queste salme che arrivavano da Lampedusa. A sottolineare appunto che, come è venuto fuori nel momento delle onoranze, il sindaco ci ha fatto capire ancora di più con il suo comportamento che non esistono confini. E questo è il messaggio che abbiamo apprezzato e nei confronti del quale siamo pienamente riconoscenti. Prima cosa, lei è molto triste per questa cosa, con 7 persone decedute al mare, eppure l'ambasciatore pure ringrazia da tutti, specialmente il sindaco di Agrigento e pure comunità di vostra comunità, nostro console Di Tanto, tutti ringrazio per tutte le cose, per ripartire tutte le salme nel mio paese.